Lunedì 3 luglio, San Tommaso Apostolo. È il 184esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 181 al termine. Il sole sorge alle 5:27 e tramonta alle 21:03. La luna si leva alle 21:51 e tramonta alle 4:36. A Orvieto gli inviati della Serenissima firmano con il re Carlo d'Angiò un accordo per la riconquista di Costantinopoli. Viene precisato che i veneziani parteciperanno con 15 galee e 10 taride per il trasporto di truppe. Conosciuta anche come caracca, la tarida era un legno da commercio e da guerra di cui si ignorano le dimensioni e la stazza esatte. Si sa però che con una di queste vennero nel 1176 trasportate a Venezia le colonne della piazzetta conquistate a Costantinopoli. Le previsioni per domani: alternanza di nuvole e rasserenamenti con varie piogge, temperature in calo.